Io non so chi se lo vorrà guardare, stiamo all'88esimo. In questo momento io guarderò la partita e starò in silenzio. Faccio la live reaction ai minuti finali. Sei minuti di recupero. Io vi ho avvertito, quindi presumo che chi starà guardando il video abbia sentito la premessa iniziale. Stiamo al 90esimo, ormai quasi 91esimo, e vi voglio far capire in quale acque di merda, perché sono acque di merda, naviga adesso il Cagliari. Vi rendete conto che alla Salernitana, se il Cagliari non vince, basta un punto? Basta un punto alla Salernitana se il Cagliari non vince contro l'Inter, perché al momento attuale sono a più 4, ma calcolando che anche il vantaggio negli scontri diretti diventa più 5, perché tu se arrivi a pari punti con la Salernitana retrocedi. Quindi al momento la Salernitana è a più 5. Rigore per noi. Rigore per noi. Mo vediamo se ci sarà la review della VAR, di sicuro. Vediamo se lo confermeranno. Io ve lo dico, non è per cattiveria, ma non ce la faccio nemmeno ad esultare se il Cagliari segna. Perché non ce la faccio. Non succede. Ma se il Cagliari riesce a vincere le prossime partite e a pareggiare questa, noi non è che ci salviamo, manteniamo la categoria. Il Cagliari non si salva, mantiene la categoria, che sono due cose ben diverse. O meglio, il senso per cui lo intendo io sono due cose completamente diverse. Intanto qui Di Bello starà parlando col VAR. Ma come fa uno a campare così? Come fa uno a campare così?
Oddio mio. Tifare Cagliari non è assolutamente stressante. Questo è un antivideo per la tempistica che sto avendo, per il contenuto che sto portando, ma sinceramente me ne sbatte il cazzo. Me ne sbatte veramente il cazzo, perché qui... Ecco, lo va a vedere al VAR. Lo va a vedere al VAR. Stavo a pensare, mo quasi quasi, visto l'inizio del video, lo chiudo e lo rifaccio. Però no, vi sareste persi il mio pezzo iniziale. Io intanto non capisco pure i nostri che vanno a rompere il cazzo all'arbitro mentre stanno a guardare il VAR. Ma che cazzo rompete i coglioni? Non lo dà. Non lo dà. Ve lo dico già da adesso. Pellico Giannis non lo dà. Sicuro. Sicuro. Sicuro non lo dà. E infatti, non l'ha dato. Questo è lo specchio perfetto della stagione del Cagliari. È lo specchio perfetto della stagione del Cagliari. Io non ho parole. Io non ho parole. Continuo quello che stavo dicendo. Loro stanno a più uno dalla salvezza. Cioè, a loro basta un pareggio. Noi contro l'Inter, se vinciamo, possiamo stare in corsa. Ma dobbiamo sperare che loro non vincano contro l'Empoli, squadra già salva. Se loro pareggiano contro l'Empoli o vincono e noi non facciamo risultato, anche solo pareggiamo contro l'Inter, siamo aritmeticamente in Serie B. Vado di tutta? Se lo meritiamo. Ma quanti mesi so che lo dico che se lo meritiamo? Quanti mesi so che dico che sta squadra è una merda la società, è una merda tutto. È una merda. Ma veramente pensavate che cambiando allenatore cambiava qualcosa? Ma veramente lo pensavate? Ma che era Mazzarri il problema? Ma che è Agostini il problema? Ma che è Maran il problema? È Di Francesco, è Zenga, è Rastelli, è Semplici. No, no. Poi mi potete venire a di quello che ve pare, la Salernitana non doveva stare in A. Quello che ve pare, ma fino a quando ci gioca in Serie A, tu devi giocartele le partite. Te le devi giocare. Poi se la Salernitana non doveva stare in A, ci penserà la FIGC, quello che cazzo è dopo. A campionato finito, a bocce chiuse, a bocce ferme, scusate. Mo sono diventati 10 minuti di recupero. Allungamola sta tortura. Allungamola. Mamma mia. Mamma mia che schifo. Io non c'ho parole. Io non c'ho parole. Io vorrei sapere poi i nostri, noi, che cazzo se lamentavamo a fare che quelli perdono tempo. Ma perché noi al posto loro che facevamo? Se stavamo a vincere 1-0 contro le loro, noi non perdevamo tempo. A me ste cose mi mandano in puzza, mi mandano. Mi mandano veramente in puzza, mi mandano. Dio Cristo, Dio. Siamo una squadra ridicola, una società ridicola. Abbiamo pareggiato. Abbiamo pareggiato, ma non me ne frega un cazzo, non me ne frega.
Io non la posso sopportare una stagione così. Io non la posso sopportare. Contentissimo per altare, ma non è possibile. Non è possibile. Non è veramente possibile. Non è veramente possibile. Però godo. Concedetemelo. Godo. Comunque godo. Godo. Non succede, ma se vincemo. Se vincemo. Comunque loro adesso stanno a +2. Perché c'hanno... No, no, al cazzo, così gli scontri diretti sono pari. Così gli scontri diretti sono pari. Così gli scontri diretti sono pari. Io non ci sto più a capire in cazzo. Io non, veramente non ci sto più a capire in cazzo. È finito. Io non ci sto più a capire in cazzo, veramente, raga. Cioè, se veramente mo tocca giocarsela contro l'Inter. Veramente mo tocca giocarsela contro l'Inter. Scusate ragazzi, ma sto un attimo trafficando qua. Vaffanculo pure la sigaretta elettronica. Io... Io boh. So contento del risultato? Ni. Ni. Perché per quanto mi riguarda, secondo me è soltanto un prolungare la questione. Cioè, è soltanto un prolungare la questione. Ripeto, il Cagliari può mantenere la categoria, ma non si salva. Non si salva. Dovrei essere contento. Cioè, io dovrei essere contento, ma non ce la faccio. Cioè, veramente, veramente, non ce la faccio. Non ce la faccio a essere contento. È più forte di me. È più forte di me. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Non lo so veramente. Sto video sta a durare pure troppo, ma lo voglio fare a caldo che renda il più possibile. Perché queste sono le sensazioni che provo a caldo. So già la marea di insulti che riceverò per il fatto di non aver esultato, ma io non gliela faccio. Io non gliela faccio. Noi a 29 e loro a 30. Noi la prossima ci abbiamo con l'Inter e loro con l'Empoli, che è già salvo. Quindi, se noi pareggiamo con l'Inter e loro vincono con l'Empoli, noi siamo retrocessi. Se noi vinciamo con l'Inter e loro pareggiano con l'Empoli, loro andrebbero a 31, noi a 32 e si giocherebbe tutto alla fine. Se pareggiamo tutte e due, si decide tutto alla fine. Sostanzialmente il Cagliari, cioè la Salernitana, non dovrebbe vincere la prossima.
Se non vince la prossima, il Cagliari si può ancora salvare. Anzi, può ancora mantenere la categoria. Ma si può campare così.